Eccoci qua. Allora, parlavamo tra l'altro fuori onda così un po' del discorso vaccini. Voi comunque, no, c'è prima un altro messaggio che è arrivato. Abbiamo chiuso un paese, messo in stand-by la Costituzione italiana tramite una circolare ministeriale di PCM, Grande Italia. E questo delle limitazioni delle libertà, come lei diceva, sta creando veramente dei malumori, dei malesseri profondi. Vorrei una riflessione da parte del signor Bertin se il rispetto delle regole di cui parla c'è sempre stato anche nel pagare le tasse. L'evasione fiscale in Italia pesa decine di miliardi ed oggi i ristori sarebbero stati più adeguati. Insomma, questa adesso si riversa sempre. Sul latte versato. Adesso hanno fatto anche la cash bank, hanno fatto la lotteria di scontrini durante una pandemia, okay? E visto e considerato che anche queste cose qua non hanno avuto assolutamente l'effetto che si pensava. Molto probabilmente non è l'evasione quella che genera questo tipo di spesa, cioè, e quindi molto probabilmente è più l'elusione fiscale, molto probabilmente sono le grandi truffe quelle allo Stato che non l'evasione del commerciante. L'evasione del commerciante non è mai un'evasione, non è mai nero. È sempre un grigio, però diciamo che si deve arginare anche questa, non sto difendendo, si deve arginare per forza di cose, però chiaramente quello è un lavoro un po' più lungo che in questo momento serve più che altro intervenire in maniera più responsabile per salvare le imprese, più che parlare adesso di evasione. Anche perché se non lavoriamo, qualcuno mi dica come facciamo a evadere adesso, se si evade. Rispondendo poi al messaggio di prima che parlava di mutui da pagare e tasse comunque che arriveranno da essere pagate, perché al di là di tutto ci sono delle proroghe, poi arrivano le scadenze, ci sono delle tasse che devono e sono pesanti per alcune categorie. Riprendiamo un po' il tema del discorso degli alberghi che lamentano tantissimo, insomma, e non solo. Chi ha l'affitte del negozio. Il fatto che del messaggio dei signori che dicevano appunto che le tasse e i mutui e tutti gli impegni che ognuno si è preso, okay, della casa, della macchina, ma di qualsiasi altra situazione, se tu non incassi e non hai i soldini non puoi pagare, non puoi rispettare queste scadenze, quindi lo Stato dovrebbe intervenire anche su quello, perché è un problema, insomma, qualcuno rischia di perdere la casa, adesso sono bloccati per fortuna fino a giugno, però poi si ricomincerà a pagarlo e se uno ha perso l'attività, come farà? Assolutamente. Voi vi confrontate costantemente con la Regione, vero? Sì, sì, io con il Presidente Zaia mi confronto spesso e volentieri su alcuni temi che riguardano appunto la categoria mia. Devo dire che c'è molta anche scambio di opinione per cercare di trovare la quadra su alcuni problemi, come quando abbiamo fatto le chiusure, quelle dalle 14 in poi seduti al tavolo, e quindi sono tutte situazioni che si cerca di essere più, diciamo, attenti a quelle che possono essere i pericoli degli assembramenti, e qui abbiamo dato sempre un grande aiuto, una grande mano alla Regione. E anche attraverso i comuni, perché anche con i comuni quando si facevano appunto i circuiti abbiamo sempre cercato di collaborare. Però dopo vediamo che cadiamo sempre sui soliti temi che ormai non fanno più storia. Il problema è che tutta questa situazione c'è una grande responsabilità di tutte quelle persone che non hanno rispettato le norme di comportamento, per cui è brutto dirlo, però ognuno deve fare un mea culpa, perché chi sa di non aver rispettato le norme di comportamento è responsabile del malessere profondo economico di altre persone. Questa è una gravissima responsabilità. Spero che le Olimpiadi rilanceranno il Veneto turistico, meno male che saranno nel 2026. Che il Covid sarà solo un ricordo, beh, spero bene. Speriamo bene. Ci però quello che volevo dire anche a proposito di questo è che... Solo questo, un attimo, solo un'agenzia viaggi che, come potete immaginare, vende mobilità, ma cosa vendo in questo periodo che non ho prodotto? Come arrivo all'estate, fallisco prima? Dopo rispondiamo anche a questo. Sì. Sì, prego. Dicevo che gli assembramenti, tutte queste situazioni che abbiamo visto dalla televisione, però abbiamo un popolo di giovani che per un periodo siamo riusciti anche a tenere a casa
e l'hanno fatto con molta responsabilità. Dopo i giovani sono stanchi anche loro, devono socializzare, stiamo distruggendo una generazione, dobbiamo essere anche attenti a questo. Chiaramente dopo, quando tu lasci libero, tu vedi che i ragazzi si trovano, c'è poco da fare. Quindi adesso si è abbassata la curva, colpisce più i giovani, ma i giovani non si ammalano. Dopo portano a casa, cominciano a stare male anche i giovani. Però chiaramente adesso queste varianti sono incontrollabili, non si sa più da chi ti devi difendere, no? Prima i giovani non lo prendono e quindi avevi già un problema in meno. Le scuole, il trasporto pubblico, ci sono 1000 varianti e 1000 situazioni che dovrebbero essere analizzate molto seriamente. Però è vero anche che i giovani hanno la responsabilità perché hanno per natura questa attrattiva individuale e lì vabbè, uno finché può. Ma io vedo tantissimi adulti, tantissimi, che fumano uno vicino all'altro, che bevono ma li vedi, cioè, non è che, oppure che si trovano più famiglie, amici, che si vanno a casa uno dell'altro, senza andare nel locale pubblico, vanno a casa uno dell'altro, è perché mio amico, è perché mio fratello, è perché mio compare, è perché, e non è che è perché, alla fine come sempre vedi nuclei familiari che sono impestati di Covid e muore o si ammala gravemente con conseguenze gravi la parte più fragile naturalmente, che può essere anche un quarantenne per carità, però quella è di corresponsabilità, perché se riesci in qualche modo a limitare anche l'ambito dei giovani, gli adulti insomma dovrebbero essere più responsabili, rinunciare a una forma di socialità che tutti hanno, però per il bene collettivo devi rinunciarci, all'amichetto, non te lo vedi? Questo dovrebbe essere il buonsenso di ogni persona, quello di corresponsabilità, il rispetto verso gli altri. Ma però questi lo fanno a casa come lo fanno nel bar dove prendono l'aperitivo, però si colpisce il bar e questi comunque creano anche a casa le feste, i ritrovi, non si privano di niente e questo è il grande danno del nostro paese. Presidente Bertin, l'avremo ancora nostro ospite perché ovviamente questo è il periodo. Un appello in chiusura. Speriamo di uscire prima possibile, speriamo che portare più imprese possibile vive alla fine di questa pandemia, speriamo che arrivino i vaccini e speriamo anche nel buon senso delle persone. Grande attenzione perché questo virus non ha età e non guarda in faccia a nessuno. Grazie Presidente, bocca al lupo, buon lavoro naturalmente, ricordiamo che Confcommercio risponde, come vedete Presidente è sempre disponibile alle vostre istanze, alle vostre domande, perplessità, ma anche se non altro per darvi dei consigli di supporto, dei suggerimenti, oppure se ci sono dei bandi regionali, ne escono costantemente, per cui non mollate, tenete duro, informatevi perché magari dei finanziamenti per dei progetti possono esserci, a volte anche a fondo perduto, perché abbiamo visto quelle per l'imprenditoria femminile che sono stati utilizzati tantissimo e altri ancora. Grazie ancora, buon proseguimento, ci vediamo domani.